Sembra quasi una punizione, ma non è una punizione. Fratello, Amen. condivido con voi una cosa Amen. che il Signore fa tutte le volte da quando ho questa brutta infezione alla bocca che mi provoca dolori forti, no? Io ho chiesto al Signore di liberarmi dai dolori per poterlo adorare Amen. ai culti, agli studi, Gloria a e Dio. lo fa sempre, Amen. anche in questo momento. Gloria a E Dio. io dico, Signore, grazie. Amen. Fuori Cosmoglia mi ha chiesto come stavo, gli ho detto Questo e sta quando bene. veniamo ai culti, all'adorazione e a ringraziare il Signore mi toglie il dolore puntualmente. Amen. E allora grazie Signore. E allora noi preghiamo che quando uscirai da questo locale starai sempre così. Bene, gloria a Dio. So che il Signore lo può fare. Alleluia. Bene, apriamo la Bibbia, abbiamo nel Nuovo Testamento un passo in Giovanni capitolo 5. Leggiamo di un miracolo che Gesù fa, che ha fatto, ma noi crediamo che Gesù può fare ancora miracoli, perché è uguale, è lo stesso. Ieri, oggi e in eterno Gesù è lo stesso. Amen. Vi chiedo di alzarvi in piedi, vogliamo onorare la parola di Dio. Ecco, avete proiettato i versi, chi non ha la Bibbia può seguire sullo schermo. A Dio sia la lode e la gloria. Dopo queste cose ci fu una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi e di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento. E il primo che vi scendeva, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi essere guarito? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E in quell'istante quell'uomo fu risanato e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: è sabato e non ti è lecito portare il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro: è colui che mi ha guarito che mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. Essi gli domandarono: chi è quell'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Infatti Gesù si era allontanato, essendovi molta gente in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. Quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che lo aveva risanato era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, accomodatevi pure. Gloria a Dio, anche se oggi è domenica, anche oggi Gesù può fare meraviglie. Amen. Molte volte operava di sabato il Signore proprio per dimostrare che Lui è oltre il sabato. Lui è il Signore del sabato. Amen. Non è vincolato a un giorno, a un periodo particolare, ma il Signore può operare in ogni tempo. Alleluia. Gloria a Dio. Gesù si trova a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, è un ingresso di Gerusalemme chiamato così, la porta delle pecore. E in questa porta c'era una vasca
e si chiamava in ebraico Betesda, che ha un bel significato. Casa di misericordia. Questa porta aveva 5 portici e questa vasca era, insomma, mi sembra di capire, una piscina, no? Aveva un particolare, non so da quanto tempo, ma da tanto tempo Dio manifestava la sua misericordia ancora verso il suo popolo, ancora prima di Gesù, guarendo ogni malattia. Chi si fosse presentato a tuffarsi in questa vasca, vedendo un segnale, l'acqua agitata, voleva dire che un angelo era sceso ed era pronto un miracolo. E quindi si faceva a gara perché solo il primo era guarito. Molti sono stati guariti, ma da 38 anni c'era un paralitico che era sempre lì ad aspettare questo miracolo e non riceveva l'aiuto da parte di nessuno. Ma un bel giorno incontra Gesù. Alleluia. Alleluia. Nessuno si curava di lui, ma un bel giorno incontra Gesù. Alleluia. Gesù si trovava lì non a caso. Abbiamo letto, ci fu una festa dei giudei, era un pretesto, ma Gesù si trovava lì perché quell'uomo aveva bisogno di essere aiutato. Alleluia. Gesù già lo conosceva, si avvicina, lo guarda. Non vuoi essere guarito? Non ho nessuno che mi dà una mano. Nessuno mi dà una mano e mi aiuta ad essere il primo a tuffarmi in questa vasca. Gloria a Dio, quante volte abbiamo detto non ho nessuno. Non so se ti sei trovato in condizioni tali nella vita da dire ho bisogno di una mano e non trovo nessuno. Io ho sempre trovato Gesù dalla mia parte. Alleluia. E credo anche tu, vero? Alleluia, è sempre stato dalla mia parte, dalla tua parte, è sempre stato in nostro favore, Signore. Anche tutte quelle volte nelle quali non ce ne siamo neanche accorti. Alleluia, il Signore è fedele. Amen. Ci ama. Gesù ti ama. Alleluia. Alleluia. Così come ha amato quell'uomo paralitico e sapeva che da 38 anni era lì. Quanti di noi saremmo stati 38 anni lì? Qualcuno, qualche anno forse, ma poi avremmo detto vabbè, ormai vivo così. Quest'uomo non ha perso mai la speranza e gloria a Dio per questo. Perché chi ha Gesù, chi ha fede non perde mai la speranza. Alleluia. C'è sempre speranza in coloro che sperano in Cristo. Amen. Passerà forse tanto tempo, 38 anni per quest'uomo. Alleluia, ma arriverà il momento nel quale il Signore farà qualcosa. Alleluia. Alleluia. Dobbiamo avere sempre, sempre, sempre speranza in Cristo. Amen. Amen. Alleluia. Il Signore gli dice chiaramente, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Non gli dà una mano per scendere in quella vasca, perché lui stesso è guarigione, non ha bisogno della vasca. È lui che guariva ed è lui che guarisce ancora oggi. Amen. Per questo ha l'autorità di dire alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E avviene un miracolo. Quell'uomo viene guarito. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Non aveva più bisogno di nessuno perché era stato Gesù a stendere la sua mano, a curarsi di lui. Alleluia. Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Alleluia. E in quell'istante quell'uomo fu risanato e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Gloria a Dio. La scrittura ci dice quel giorno era di sabato e chi l'ha visto subito gli domanda: ma che
ti ha fatto questo? Quando poco interesse avevano prima e quando poco interesse hanno ancora ora che lo vedono, trasformato e risanato dalla grazia di Dio. Ma chi ti ha fatto questo? Non è giusto, non è lecito portare il tuo lettuccio. E quell'uomo risponde dicendo così: colui che mi ha guarito, che ha usato questa autorità e mi ha guarito, mi ha detto di prendere il mio lettuccio e camminare, così ho fatto. Ma chi è questo che ti ha detto di fare così? Quest'uomo non sapeva come si chiamasse Gesù, non conosceva Gesù ancora, anche se ha ricevuto da lui un miracolo grande e meraviglioso, ma non conosceva ancora Gesù. Perciò non sapeva rispondere come si chiamasse quell'uomo che ha fatto questo miracolo sulla sua vita. Ma Gesù lo ritrova. E dove lo ritrova? Nel Tempio. Perché quell'uomo, anche se non conosceva il nome di Gesù, chi fosse Gesù, sapeva che era giusto ringraziare Dio. E va nel Tempio a ringraziare Dio. Chi trova nel Tempio? Gesù, che lo ritrova, lo cerca e gli parla. Gloria a Dio. Sapete, questo mi fa pensare, perché tante volte, anche se abbiamo ricevuto dal Signore, non lo conosciamo ancora bene. Vogliamo impegnarci a conoscerlo di più. Amen. Amen. Alleluia. Gesù lo ritrova perché non lascia mai le cose incompiute. Gesù ha vero interesse per l'uomo. Alleluia. Poteva dire, vabbè, ho fatto un miracolo, ne ho fatti tanti. Quell'uomo era ancora importante per il Signore. Amen. Così come ognuno di noi è importante per Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Lo trovo nel Tempio e dice qualcosa, dice, ecco, tu sei guarito. Non peccare più, che non ti accada di peggio. Questo può far pensare qualcuno e dire, ma quell'uomo era malato, si trovava così perché aveva peccato. Quindi la malattia fisica è perché uno pecca? Non è così. Quell'uomo, oltre ad essere stato guarito fisicamente, era stato guarito spiritualmente. Alleluia. Perché quando il Signore fa un'opera, la fa completa. Amen. Siete d'accordo? Amen. Amen. Quell'uomo era stato guarito. Ma prima della guarigione, il Signore aveva perdonato tutti i suoi peccati. Alleluia. Per questo l'interesse primario del Signore è salvare le anime. Alleluia. Poi la guarigione, gloria a Dio se c'è. Alleluia. E io credo che il Signore fa ancora oggi miracoli. Amen. E ancora oggi, questa mattina, può fare dei miracoli. Amen. Non c'è nulla che il Signore non possa fare. Amen. Ma il miracolo più grande e più prezioso resta quello della salvezza. Amen. Non peccare più. Stai attento che non ti accada di peggio. Amen? E qual è il peggio che può accadere? Entrare in un luogo dove le fiamme sono belle alte e che il fuoco non si spegne mai. In quel luogo è un luogo di sofferenza eterna. Ma Dio ci ha provveduto la grazia, la misericordia sua nella nostra vita. Alleluia. E questa grazia, la salvezza, ha un nome: Gesù. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. E da quel momento tutti cercavano Gesù per ucciderlo, per eliminarlo. Ah, è Gesù che ha fatto questo. Ma non potevano ucciderlo perché Gesù doveva morire soltanto in un modo: alla croce. E gloria a Dio per la croce. Amen. Alleluia, gloria a Dio, perché gli ha versato il suo sangue per tutta l'umanità. Amen. Alleluia, il suo sangue ancora oggi ci lava e ci purifica da ogni peccato. Dio ci ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Dio ci ha dato l'unico nome al quale noi possiamo rivolgerci, ed è il nome di Gesù. Alleluia, amen.
L'amore di Dio è così grande, tanto grande, che ancora oggi il Signore ci ama, mostrandoci ancora il suo favore, anche se non lo meritiamo. Siete d'accordo? Amen. Gloria a Dio. Perciò vogliamo aprire il nostro cuore, stare ancora davanti alla sua presenza, e dire: Signore, io sono qui davanti a te. Non so se riesci a identificarti in quell'uomo sofferente fisicamente. Dici: ma io cammino. Sì, gloria a Dio per questo, perché cammini. Ma forse hai bisogno dell'intervento di Cristo nella tua vita. Alleluia. Forse non è una guarigione fisica, stai bene, grazie a Dio. Amen. Ma hai bisogno di una guarigione spirituale. Amen. E se qualcuno sta male nel fisico, amen. Gloria a Dio. Hai fede? Credi nel Signore Gesù? Amen. Alleluia. Ti aspetti qualcosa dal Signore? E allora non rimarrai deluso. Alleluia. Il Signore ti può anche guarire, anche fisicamente. Gloria a Dio. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo avvicinarci al Signore con fede. Sapete cos'è la fede? È certezza. Dimostrazione di realtà che non si vedono, ma che si sperano. Alleluia. Se hai questa certezza dentro di te, Dio non potrà dirti no, ma ti dirà: prendi il tuo lettuccio, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Alleluia. Amen? Gloria al Signore. Vogliamo alzarci in piedi? Gloria al Signore. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo? Vogliamo pregare il Signore per il suo intervento. C'è qualcuno che ha bisogno questa mattina di un suo intervento? Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. So di qualcuno. Amen. Poi faremo l'unzione ad una sorella in ubbidienza alla parola di Dio, ma vogliamo presentarci davanti a Dio con la fede. Io credo. Amen. Amen. Credi tu nel Signore? Amen. Gloria a Gesù. Alleluia. Se quell'uomo da 38 anni era lì è perché credeva. Altrimenti dopo qualche anno sarebbe stato a casa sua ad accettare la sua sofferenza. Ma perché lui credeva, sapeva che un giorno o l'altro Dio avrebbe fatto qualcosa per lui. Alleluia. Io ti chiedo: hai fede questa mattina? Alleluia. Ti aspetti qualcosa dall'uomo o da Gesù? Alleluia. Aspettiamoci qualcosa di meraviglioso da Cristo Gesù il Signore. Amen. Alleluia, gloria al Signore.